L'amministrazione comunale di Vicenza ci ha chiesto se eravamo disposti a distribuire le mascherine della Regione Veneto e quindi logicamente abbiamo accettato ben volentieri, quindi stiamo aspettando di avere appunto delle comunicazioni da parte del comune. Sono 60 i tabaccai vicentini che si sono resi disponibili per la distribuzione capillare delle mascherine fornite dalla Regione Veneto. Un modo per essere ulteriormente di aiuto alla comunità. Una categoria di commercianti che sono già in prima linea tenendo ancora aperti i propri punti vendita, nonostante i rischi, e si sente parlare di una imminente chiusura anche per questi esercizi. Non chiuderanno mai le tabaccherie, le porteranno al massimo a mezza giornata, a quanto si era già ventilato in questo ultimo decreto. La valutazione della salute di tutti, insomma, se dobbiamo chiudere, chiudiamo tutti, sia finito il discorso, insomma. Allora, ho provveduto con una barriera in plexiglass appunto per una sicurezza mia, ma soprattutto dei miei clienti, guanti e mascherina perché è corretto appunto nei confronti dell'utenza. Chi vedono con la mascherina pensano che abbia chissà cosa, invece non, è solo per protezione. Tabaccherie dove va uno a prendersi il pacchetto di sigarette, il giornale, la rivista da passare mezz'ora. Per me tengono utilità pubblica. Che noi come tabaccai diamo un servizio al cittadino che sia per le ricariche telefoniche, per le bollette da pagare, per le copie delle autocertificazioni, quindi noi stiamo cercando nel nostro piccolo comunque di fare la nostra parte. Noi saremo un punto di distribuzione delle mascherine appena le vediamo.